batteria carica, tavola qui, pronti, entriamo. Ed eccoci qua, un po' di tempo che non facevo dei vlog, ma l'estate non fa grandi onde, quindi le ultime che vedrete forse nello stesso video sono quelle che avevo fatto in Brasile. Sono belline, come vedete, e niente, ci buttiamo, vediamo. Il mare è bello, c'è il sole, le onde sono belle, quindi divertimento assicurato. Bene la tavola, voglio dire, alla fine galleggiare un po' di più dalle nostre parti non è mai male. Come sempre sono con la Mami, la mia seconda Pro Model. A breve mi arriverà la terza tavola dalla Shibui, che non è una mia Pro Model, nel senso che ormai ne ho fatte due, penso che saranno le uniche due e già è tanto. E però che onda, quella Dix l'ha presa. Oh yeah. Dopo vediamo se riesco a accroppare. Comunque sarà una tavola standard loro, si chiama la Ronin, è la Performance Shotboard, e l'ho fatta un 6-1, quindi un po' più lunga dell'altra mia tavoletta che è una 5-10, per stare un po' più comodo coi piedi, per fare onde un po' più grandi così. Sono stato sui 34-35 litri, quindi ho messo lo stesso litraggio della Okinawa. Vediamo chi ha preso una bella onda, wow, che è una 5-5, quindi andando ad allungarla ci siamo trovati chiaramente con una tavola molto più performante. Ed eccoci qua, sono contentissimo che ieri al Comics, ai Rimini Comics, mi ha fermato una persona dicendo, cioè prima ha visto la tavola che era appoggiata alla carrozzina, la conosco quella tavola, mi chiede dove l'ho presa, poi non mi aveva riconosciuto per i capelli, mi fa ma te sei Carlo, ti seguo, ti stimo, quindi grande cosa. E là, questo è il guru. Eccoci qui pronti al lancio. Cavoli, fa le onde sempre quando c'è il Comics, ormai è una roba che sembra quasi ciclica. Cacchio, l'estate di piatta te ne va a fare proprio quando c'è il Comics. Comunque mo. Eccoci pronti a entrare. Quella che arriva. Amore. Buono, buono.
in fretta, ma ci siamo divertiti. Così potete vedere qualche online session estiva con la Mami, sempre con la Mami. Ora facciamo un check della batteria, pare che sia al 100%, quindi direi che riusciamo a girare. No, ovviamente è già andata giù a 38 perché sempre così le batterie GoPro ti segnano una cosa. Ok, siamo in spiaggia, stiamo facendo un check delle onde, tra poco ci buttiamo. Ho beccato Manu! Come sono le onde? Medio. Bello, dai, bello. Medio bello. Medio bello, dai. E siamo qui con Diego e Manu. Diego di Civitavecchia. Civitavecchia. Stavo per dire Civitanova. A Civitavecchia. Civitavecchia dicono che le onde a Rimini non ci sono. Invece sono testimonial, porto in giro in Italia le onde riminesi. Sono molto fighe. Le porto in giro. Se viene gente è colpa mia. Grande, oh. Ed ecco il line up. Purtroppo io mi sono fatto male al braccio. Fra l'altro oggi dobbiamo anche girare un video, quindi chissà quanto surfo, come surfo. Comunque 2 ripresine le faccio, 2 ondine ci sono e mo un minimo ci divertiamo. Com'erano le onde, Geppo? Top, grande. Hai tagliato ancora? Vai. E qui abbiamo il grande allora, come va qui? Dai! Estate, ondine estive, era tutta una settimana di onde, spero si senta col vento perché così il microfono, molto caldo, perché è caldo anche in acqua. Un vlog mentre entriamo in acqua. Cambio batteria perché l'altra non andava.
Aspetta 2-3 Oh. Era un po'. E abbiamo Walker, il nostro Australian Man. Alvin Australia, man. Occhio anche lì. Oh yeah. Dammi. Oh. Oh yeah. E io mi avvio, sono cotto, ciao ragazzi.